Presidente Federica, tutta una buona notizia, il presunto contagiato di Lignano Sabbiadoro è negativo, ma soprattutto ci facciamo un po' il punto dopo il comitato d'emergenza? Sì, noi stiamo ovviamente tenendo monitorata la situazione in Friuli Venezia Giulia, dove come giustamente veniva ricordato non abbiamo ancora casi acclamati di coronavirus e speriamo continui così, anche se ovviamente la situazione è difficile visto quanto sta accadendo in Veneto e in Lombardia. Per questo abbiamo deciso di mettere in campo tutte le misure preventive possibili e l'ordinanza di ieri va proprio in questa direzione, cercare di prevenire il problema, il più possibile ovviamente nei limiti dell'umano, nel mentre abbiamo cercato di attivare tutti i percorsi nei pronto soccorsi, potenziato il NUE, potenziato la protezione civile, potenziata l'infettivologia, così che le risposte possano essere rapide ed efficaci. Oggi stiamo lavorando su tutta la parte ordinanze, quindi dare anche informazioni rispetto alle esigenze pervenutici più dettagliate, di fare chiarezza su alcuni dubbi che sono emersi dalla popolazione e dai sindaci. Con due punti di domanda, quello che può essere l'impatto anche da un punto di vista economico, no, di questa situazione e poi il rapporto con gli stati frontalieri. Su questo io ho avuto un incontro oggi in videoconferenza col Presidente del Consiglio, per quanto riguarda la materia economica abbiamo sollevato io e il Presidente Fontana la questione e su questo a livello nazionale se ne tratterà penso nei prossimi giorni, ma io già domani convocherò, anzi oggi per domani ho già a disposizione che vengono convocate le categorie economiche e le rappresentanze sindacali. Per quanto riguarda i paesi limitrofi, nella riunione di oggi si è deciso su mia proposta che nell'incontro che domani si terrà con i ministri dei paesi confinari che vengano sollevate la criticità, in particolar modo per quanto ci riguarda sull'aeroporto di Lubiana, che vengano effettuati tutte le necessarie verifiche prima di far sbarcare i passeggeri. In secondo luogo l'ingresso di immigrati regolari che venissero rintracciati sul territorio del Friuli Venezia Giulia si provvederà a metterli in quarantena come richiesto da Regione Friuli Venezia Giulia stessa.